Natale 2020, la vigilia alla Caritas in Viale Sant'Ignazio, le parole di chi, nonostante sia la notte che solitamente si passa in famiglia, c'è chi lavora. Il cuoco Eugenio Mulana è qui in Viale Sant'Ignazio per cucinare tutte le prelibatezze di questa cena, giusto Sì, giusto Eugenio? così, una notte particolare, in un periodo particolare che stiamo vivendo tutti. Una famiglia, che è la famiglia della Caritas, che ospita gli ospiti che purtroppo non hanno posto dove andare. Gli offriamo una bellissima cena con degli antipasti, con una selezione di primi, di secondi, dei contorni, hanno un menù più che bello. È per passare un Natale in famiglia e per essere ospitati nella nostra struttura. Senti, visto che ci piace un po' farci venire l'acquolina in bocca e visto che è già ora di cena, qualche cosa, qualche le cornie in anticipo ce la puoi dire? La proposta è innanzitutto una selezione di salumi sardi, dei ravioli sardi fatti in casa, hanno il magliaretto, agnello e delle gamberoni arrosto e poi hanno tantissimi dolci, della frutta e dei contorni. Eugenio, la famiglia quindi può anche... Ah, è anche questo, La cioè... famiglia è anche questo, la famiglia è ospitalità. Sentirsi in casa con l'affetto di tutti i volontari che giornalmente lavorano qui e permettono che si svolga questo servizio. E allora, dalla Caritas ringraziamo il cuoco Eugenio Mulana e ovviamente tanti auguri di buon Natale a tutti voi. Grazie.